Buongiorno, oggi è sabato 15 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:16 e tramonta alle 20:06, la luna si leva alle 8:51 e cala alle 21:42. Oggi si festeggia Santa Maria Assunta, ovvero l'Assunzione della Vergine al cielo. Maria Assunta è un nome tipicamente italiano, molto diffuso nelle zone legate ad antiche tradizioni mariane. La santa è considerata la protettrice dei lavoratori della seta e dei tintori. Il 15 agosto l'India celebra l'Independence Day, il giorno in cui nel 1947 ottenne l'indipendenza dal dominio britannico. È un momento di immenso orgoglio nazionale, l'intero paese si tinge dei colori della bandiera arancione, bianco e verde. A Delhi il primo ministro issa la bandiera nazionale presso il Forte Rosso, ricordando i patrioti che hanno lottato per la democrazia. È una giornata di festa, canti e parate che unisce oltre 1 miliardo di persone. Festeggia oggi 54 anni Ben Affleck, attore e regista californiano. Dopo l'Oscar per la sceneggiatura di Will Hunting insieme all'amico Matt Damon, ha saputo reinventarsi come grande regista vincendo una seconda statuetta con Argo. Tra alti e bassi resta una delle stelle più seguite di Hollywood, anche per il suo chiacchieratissimo ritorno di fiamma e matrimonio con Jennifer Lopez. Tanti auguri anche a Joe Jonas, che oggi compie 37 anni. Cantante e attore statunitense, è diventato un idolo globale con i Jonas Brothers e successivamente come frontman dei DNCE. Con il suo carisma e la hit di Cake by the Ocean ha confermato di essere un artista capace di dominare le classifiche pop internazionali e di far ballare milioni di fan della sua generazione. Ed infine buon compleanno all'attore e conduttore televisivo Fabio Canino, oggi 62enne. Artista poliedrico dal teatro alla radio fino alla scrittura, il grande pubblico lo ama da quasi 20 anni nelle vesti di giudice pungente ed ironico di Ballando con le stelle, dove ormai un pilastro indiscusso della trasmissione. 3 giorni di pace, amore e musica. Il festival di Woodstock, iniziato nello stato di New York il 15 agosto del 1969, raccolse 500.000 di persone sotto la pioggia ed il fango. Fu molto più di un concerto, fu il manifesto della cultura hippie. Momento indimenticabile, Jimi Hendrix che suona l'inno americano distorcendolo con la sua chitarra elettrica. La parola Ferragosto deriva dal latino Feriae Augusti, il riposo di Augusto. Furono istituite dall'imperatore Cesare Augusto nel 18 a.C. per celebrare la fine dei principali lavori agricoli. Era un periodo di relax dovuto e necessario per ricaricare le energie prima della vendemmia, una tradizione che, millenni dopo, portiamo avanti con le nostre grigliate e tuffi al mare. Buon Ferragosto a tutti! Benvenuti all'appuntamento più caldo e atteso dell'estate. Scopriamo subito insieme cosa hanno in serbo per noi le stelle in questo magico sabato di festa. Ariete, Ferragosto esplosivo. La vostra energia è contagiosa e sarete i leader indiscussi di grigliate, giochi in spiaggia o escursioni. Divertimento assicurato, ma non dimenticate di brindare alla vostra salute. Toro, per voi la festa fa rima con buona tavola, comodità e relax assoluto. Oggi banditi i pensieri e la fretta. Godetevi i piaceri della vita circondati dalle persone che vi fanno stare bene. Gemelli. Sarete l'anima indiscussa di questo Ferragosto. Il vostro spirito brillante vi renderà magnetici e ricercatissimi. La giornata volerà via tra risate, chiacchiere e chissà, qualche flirt inaspettato. Cancro. Un Ferragosto romantico e rigenerante. Preferirete atmosfere intime, magari un pranzo in famiglia o un tramonto in riva al mare con la persona amata. Il vostro cuore trabocca di calore. Leone, è la vostra festa e si vede. Splendete più del sole di agosto, carismatici, generosi e fieri. Oggi i riflettori sono tutti per voi. Godetevi l'affetto di chi vi circonda e osate in amore. Vergine. Le stelle vi regalano la capacità di godervi il momento presente senza ansie. Lasciate l'agenda a casa, dimenticate l'orologio e lasciatevi cullare dal ritmo spensierato di questa giornata. Bilancia. L'armonia e la bellezza guidano il vostro Ferragosto. Sarete circondati da ottima compagnia
e saprete creare un'atmosfera magica e accogliente per tutti. Splendida complicità di coppia. Scorpione. Fascino misterioso anche sotto il sole cocente. Attirerete sguardi e curiosità ovunque andrete, ma concederete la vostra preziosa compagnia solo a chi saprà davvero divertirvi e stimolarvi. Sagittario. Spirito d'avventura ai massimi storici. Questo Ferragosto vi vuole in movimento, pronti a esplorare una nuova spiaggia, un sentiero di montagna o a improvvisare un viaggio dell'ultimo minuto. Capricorno. Finalmente riuscite a sciogliere ogni rigidità. Oggi la vostra corazza lascia spazio a un sorriso smagliante e alla voglia di godervi la vita. Ottima compagnia e zero doveri per 24 ore. Acquario. Giornata all'insegna della condivisione e delle grandi comitive. Siete aperti agli altri, curiosi e pronti a fare nuove amicizie sotto l'ombrellone. La serata promette scintille e risate. Pesci. Un Ferragosto sognante ed emozionante. Sarete guidati da una splendida sensibilità che vi farà apprezzare ogni piccolo momento magico, dal pranzo in riva al mare ai fuochi d'artificio della sera. Buon Ferragosto di cuore a tutti voi. Godetevi questa splendida giornata e noi ci sentiamo domani per una domenica all'insegna del relax. Nel 15 agosto del 1962, tra le pagine dei fumetti Marvel compariva per la prima volta uno studente timido e un po' nerd. Stiamo parlando di Peter Parker. Grazie al genio di Stan Lee nasceva Spider-Man. Da quel giorno, da grandi poteri derivano grandi responsabilità e l'Uomo Ragno è diventato il supereroe più amato e umanamente vicino ad ognuno di noi. Avete presente quando notate dei segnali negativi all'inizio di una conoscenza o di un affare? Oggi si utilizza moltissimo l'espressione inglese red flag, cioè bandiera rossa. In italiano lo chiamiamo il campanello d'allarme ed è quel segnale che ci suggerisce di fermarci e riflettere prima di procedere in una situazione che potrebbe rivelarsi tossica o sbagliata. Il matto di oggi è Guido Morselli e è stato il genio rifiutato della letteratura italiana. Scrisse capolavori chiudendo fuori il mondo, ma i grandi editori dell'epoca non lo capirono mai. Nel 1973, schiacciato dalla solitudine e dal silenzio dell'industria culturale, decise di togliersi la vita. Solo dopo la sua scomparsa, le sue opere come Dissipato HG divennero pubblicate ed acclamate, trasformando la sua storia in un monito perenne sul valore del talento incompreso. E ci salutiamo con questo pensiero profondo. Niente se ne va prima di averci insegnato ciò che dobbiamo imparare. Lezioni di vita sono come le onde del mare a Ferragosto, a volte forti, a volte dolci, ma sempre necessarie. Noi accogliamo questo splendido giorno di festa e di relax con il sorriso. Buon Ferragosto a tutti, io vi aspetto sempre qui con l'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.